Domenica 20 ottobre alle ore 10 sul Monte Pizzoc ci sarà una manifestazione di protesta per tutelare il Monte Pizzoc e protestare contro il progetto di realizzazione di 5 torri eoliche, di 5 pali eoliche per produrre energia dal vento. Io sono estremamente a favore dell'energia eolica, è un'energia pulita, però è un'energia che va realizzata dove non si creano danni all'ambiente. Il Monte Pizzoc è un piccolo monte, è la parte più alta della provincia di Treviso, è un'area molto bella sotto un punto di vista paesaggistico, sotto un punto di vista ambientale e va tutelata. Realizzare 5 torri eoliche in quest'area vuol dire deturpare per sempre questo piccolo angolo di paradiso, l'ultimo scappato all'urbanizzazione, all'industrializzazione di tutta la provincia di Treviso. Realizzare 5 pale eoliche vuol dire per ognuna di esse creare dei crateri con un lato di 5 metri per 5 metri, quindi 25 metri di superficie di basamento di cemento armato, per una profondità che varia dai 12 ai 20 metri. Quindi vuol dire creare 5 o 6 enormi crateri in questa piccola area con un lavoro quindi molto invasivo di ruspe, di martelli pneumatici e di 200 o 300 camion che dovranno andare su e giù per portare via questo materiale che verrà estratto e per portare il cemento e tutta la parte in ferro del cemento armato. Vale la pena per un'area che come risulta non ha le caratteristiche utili per produrre energia dall'eolico? Vale la pena per poche casere portare questo immane impianto tecnologico in quest'area? Assolutamente no. La risposta per la carenza di energia è quella che viene sempre dalle fonti rinnovabili ma meno impattanti come il fotovoltaico. Mettiamo nel rifugio Vittorio Veneto e nelle casere e anche magari in tutte le case dei cittadini di Fregona il fotovoltaico. Avranno energia elettrica a bassissimo prezzo, avranno l'incentivo dello Stato per realizzare il loro impianto fotovoltaico e continueranno ad avere un piccolo gioiellino che è il Monte Pizzoc, che è quest'area del Cansiglio che va tutelata e valorizzata.